Comprendo le valutazioni di Donazzani e di Marcato, mi sembrano un po' facili, cioè, anzi, al limite del pericoloso, lo dico così. Io credo che da troppo tempo, dall'inizio di questa pandemia, ci siano state alcune forze politiche che hanno fatto credere all'opinione pubblica che il nemico non fosse il virus, ma le restrizioni. Lo sono. E io invece penso che questo sia sbagliato. Sa perché, Assessore Donazzani, sai lei cosa dovrebbe dire? Io se prego. fossi lei, anzi, perché non mi permetto ovviamente di dirle cosa deve dire. Se io fossi lei, quando incontro i ristoratori, quando incontro gli imprenditori che sono disperati perché vengono da un anno di chiusure, direi la verità semplicemente, assumendomi la responsabilità delle decisioni politiche e non li illuderei del fatto che il mondo si divide tra le forze politiche cattive che evidentemente secondo lei si divertono a imporre le restrizioni illogiche e le forze politiche buone che invece possono aprirebbero tutto. Cose diverse, ed è esattamente, sa Donazzani, è esattamente l'atteggiamento che io rimprovero anche al Presidente Zaia. Ed è in parte quello che diceva la collega Nalin, perché noi abbiamo sempre sostenuto che le restrizioni sono una soluzione dolorosa ma necessaria, assumendoci la responsabilità. Zaia invece, esattamente come sta facendo lei e come ha fatto Marcato poco fa, ha raccontato ai veneti che lui la zona gialla l'ha garantita e che se fosse stato per lui avrebbe sempre tenuto aperto, perché il problema sono le restrizioni e non il virus. Ma io le dico un'altra Tra l'altro cosa. illudendo, finisco perché io mi scusi, Prego. tra l'altro illudendo i veneti e i cittadini su un altro aspetto, e cioè che ci può essere ripresa economica senza sicurezza sanitaria.